Ciao, allora, stiamo terzo giorno, ieri siamo andati a vedere le tombe dei giganti nel parco biologico di Selene. Oggi invece stiamo andando a vedere una bellissima caletta, una bella cala, una bella spiaggia, una delle più belle dell'Ogliastra, Cala Golarizze. Adesso ci stiamo inarpicando con la macchina, vediamo un po', adesso devo andare tutto a sinistra, ci sono un sacco di tornanti, però sembra che ci siano delle cose molto carine anche da andare a vedere. Continua per 2 chilometri. E sì, ci sono un po' di tornanti adesso. E niente, ieri alle tombe dei giganti è stata un'esperienza molto bella, che non ignoravo questa cultura, diciamo. C'è stata una tormenta ieri mentre eravamo a vedere questi reperti, quindi è stata un po'. Però insomma ce l'abbiamo fatta, era l'unica cosa che potevamo fare, insomma, c'era anche abbastanza freddo, sembrava che fosse arrivato l'autunno. Oggi invece è scoppiato il sole. Guardate qua che roba! Non guardare a sinistra. Niente, adesso andiamo verso la spiaggia, dovremmo fare un sentiero di trekking fino ad arrivare alla spiaggia. E quindi niente, ci vediamo dopo. A dopo.
abbiamo parcheggiato la macchina, adesso c'è da pagare l'entrata e poi si comincia il trekking. Ma io mi sono dimenticato le bacchette, ma non mi interessa. Là? No. Vado a prendere. L'ultima possibilità di acqua è sul sentiero, abbiamo appena cominciato. Sentiero che ci porta a Cala Golorizze. Cala Golorizze. 4 km, 500 metri. Secondo me è una sassata di gradini, nel peggiore delle ipotesi. Qua già cambia tutto, guardate che sassaie, che vegetazione diversa da quella che siamo abituati noi a vedere. Ecco, là c'è il parcheggio dove abbiamo messo la macchina, panorama, e questa è la salita. Forza! È un bel po' che non facciamo più trekking. Guardate lo zaino dell'Elena con le pinne, se non è un po' inusuale, ecco, vedere delle pinne in uno zaino da trekking. Guardate che bellissimo sentiero, sembra, e anzi penso che sia stata una mulettiera anticamente. Guardate che belle. Guardate che alberi, ragazzi, mamma mia, sono secolari. Guardate che alberi, non so che albero sia, ma ecco i tipici muretti a secco, fatti con delle pietre veramente. Che belli, sono caratteristici. Qua abbiamo un bel po' di varietà di ginepri. Wow, guardate il mare. Mamma mia. Wow. Poi meriterebbe una foto. Allora, guardate, corbezzolo tipico di questa bella mediterranea. Là in alto abbiamo visto volare 2 o 3 aquile.
il mito. No, ma quello lì è un bel falco anche quello perché è molto grosso. Vedi che Un falco. il maschio fa il verso. Guardate qua cosa abbiamo trovato. Probabilmente è una costruzione fatta nella roccia, sfruttando la roccia, può essere magari i pastori in area di sosta, magari colti dal temporale si rifugiavano in queste capanne. Guardate che la majestuosità di questi alberi. Sono enormi. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Guardate ragazzi, che spettacolo abbiamo davanti a noi.
Cazzo. Questa è la Sardegna. Wow. Però ci sono delle cale a nord che sono più raggiungibili anche in modo un po' più semplice, ecco, diciamo. Wow, wow, wow. E la Madonna. Oh vacca. Ci sono delle cale a nord che sono spiagge più lunghe, sono più raggiungibili, diciamo, facilmente di fronte a questa. Io ne ho visto una spiaggia Paradiso, che era a nord verso Torre Sardo che si è fatto un pezzettino di trekking per aver fatto andare giù, ma non tutta sta roba, ecco, diciamo. Questo è impegnativo, devo dire. Qua, vabbè, per dare come servizio lo fanno, però su a nord ci sono delle cale così decisamente più facili da raggiungere, però sicuramente questo è un posto incantevole anche per altri aspetti. Se uno non ha voglia di tanti sbattimenti, secondo me è meglio che magari evita di fare queste cose qua. Allora, lei è sempre molto moderata nelle parole. Io invece, ciò che lei chiama incantevole, io posso chiamarlo, se questo non è il paradiso, ci si avvicina molto. Guardate che roba. Andiamo? Ah sì? Andiamo. Non potrei posare amore coro pensando a te eso donzi momento noi stessi in tristura prenda e oro nei dispiaghe o pensa Ciao. Ciao. t'assicuro che a te sono bramo, cattiamo forte